Non c'è dubbio alcuno, a Venezia in questi mesi si è giocata una partita storica per il territorio bellunese a cui lo statuto regionale restituisce la dignità calpestata da ripartizioni elaborate sulla base di costi standard e norme cucite su tessuti rigidi e per di più di taglia unica. Belluno esce a testa alta ed era ora. Il lavoro di squadra ha premiato e ha premiato pure il riconoscimento all'impegno di chi oggi non siede più a Palazzo Ferrofini. Certo, spiega Sergio Reolon nella veste di vicepresidente della Commissione Statuto, non abbiamo risolto i problemi, tutti i problemi, ma si apre un capitolo nuovo. Le materie trasferite alla provincia sono tante e decisive per la vita e lo sviluppo del territorio. Sui tempi di attuazione dello Statuto dipenderà da come Belluno saprà fare pressioni. Bisogna avere un'amministrazione provinciale credibile, autorevole, capace, in grado di dialogare e di costruire politica. E questo si farà nel prossimo anno. Per gestire questa partita, dice Reolon, bisogna che dall'altra parte ci sia un'amministrazione provinciale d'alto livello e di grande autorevolezza e spessore. Ciò non esiste allo stato attuale, affonda il consigliere del PD, che non nasconde l'intenzione di voler abbandonare definitivamente il suo posto di consigliere provinciale nel caso in cui domani il PDL ritirasse le sue firme dalla mozione di sfiducia a Bottacin. Rimanere in un'aula di quel genere non avrebbe più senso, aggiunge Reolon, impegnato a portare a casa la legge regionale di trasferimento, il cui testo, elaborato dagli avvocati Fiori e Gaz e approvato dal Consiglio provinciale nel novembre del 2006, è stato depositato dallo stesso Reolon subito dopo la sua elezione a Palazzo Ferrofini.